questa sera, questo format che portiamo per la prima volta, o meglio, c'è stato un beta, qualcuno qui dentro ha partecipato già a una cena, la Rosa dei Veneti. Era un po' più piccola, oggi l'abbiamo voluta fare in grande. Qui ovviamente ci sono persone che ci conoscono meno, ma comunque abbiamo cercato di invitare coloro che noi pensiamo siano degli imprenditori, la rosa degli imprenditori del Veneto. Alcuni che noi pensiamo essere appunto imprenditori che vogliano e che possano fare la differenza nel nostro territorio. Come è nata la Rosa dei Veneti? La Rosa dei Veneti. È stato fatto un esperimento pilota circa, quando era? 6-7 mesi fa, più o meno, in cui abbiamo riunito una decina di imprenditori e abbiamo detto: ma le associazioni ci rappresentano, non ci rappresentano? Cosa potremmo fare? Cosa potremmo fare di creare di nuovo per aiutarci e fare in modo che l'esperienza di qualcuno possa diventare utile per altri? E allora da lì ci è venuto in mente l'idea di dire: facciamo in modo di avere l'opportunità di ascoltare con le nostre orecchie qualcuno mi ha detto: ma io magari sono giovane, sono un imprenditore giovane, cosa ci vengo a fare nella Rosa di Veneti? Ci vieni magari a capire qualche imprenditore che sostanzialmente ha fatto più errori di te, perché si è un po' allenato agli sbagli, cosa ha fatto per poter ottenere quello che magari per molti di noi è uno stereotipo. Ci immaginiamo l'imprenditore super mega figo, ma magari dietro c'è un prezzo da pagare. Quindi cerchiamo di capire oggi anche i segreti delle cose belle, e, se ce lo vorranno dire, anche i segreti delle fatiche. E la Rosa dei Veneti quindi è nata come un'idea di dire: ci aggreghiamo tra imprenditori, ed è diventato in realtà un format di eventi in cui noi per primi lo facciamo per i nostri clienti che partecipano ai programmi nostri di consulenza. Quindi la Rosa dei Veneti, alcuni imprenditori, non tutti gli imprenditori sono uguali, alcuni sono veneti. In realtà qui abbiamo anche rappresentanze da altre regioni, quindi per fortuna, sta di solito nella scuola c'è rappresentante da altre regioni, ma un po' la nostra imprenditoria, il nostro territorio ha un po' delle caratteristiche principali, un po' delle peculiarità, e quindi un po' noi vorremmo ascoltare da questi imprenditori che hanno raggiunto, secondo noi, un livello di risultato. Poi parliamo di successo, no? Successo, che cos'è il successo? Successo, spesso uno immagina gli stereotipi del successo, però diciamo già un bravo imprenditore è colui che è in grado di far succedere le cose, quindi che magari su 100 che ne fa 51, 52, 53 sono meglio che tutte, quindi è più bravo a fare le cose giuste rispetto a quelle altre, però comunque fa degli errori, ma non molla. E quindi la Rosa dei Veneti è sostanzialmente un'idea di far passare l'esperienza di alcuni verso l'esperienza di altri, di giovani. E come sempre difficile riunire tutti gli imprenditori, e come sempre me ne sono morti 2 all'ultimo minuto, no? Non morti figurativamente, ma morti nel senso che mi hanno chiamato e detto: no, non ce la faccio. Però comunque la serata riusciamo a farla, perché comunque io ho con me 2 ospiti che intervisteremo, che adesso chiamo qui sul palco con me, che non sapevano magari qualcuno fino a poco tempo fa di cosa succedeva, ma abbiamo organizzato tutto questo anche per questo motivo qua, e vedremo questo format che si chiama Imprenditori Veneti e il segreto del loro successo. Chiamo qui sul palco, a fianco a me, Nereo Parisotto, amministratore presidente di Euredile. Gli diamo un gelato, ti metti qui a fianco a me, mi metto in mezzo. Buonasera a tutti. E buonasera. Roberto Pistolato, titolare di Sicura. Allora, benvenuti, grazie che siete qui.
Che bello, mi tocca Grazie, fare il Claudio. giornalista con la cartellina, mi hanno fatto la cartellina. Grazie a te Mi hanno per detto, l'invito. Claudio, se ti piace se ti faccio la cartellina? Sì, fammi la cartellina, basta che ci siano le domande. Quindi le domande... Siete preoccupati? No, assolutamente. Sono allenato. Anche perché siamo tutti del mestiere, mi sa, e mi par di vedere, no? Per cui Siete tutti allenati. come hai detto prima, ne commettiamo di errori e casomai, ma non sarà un errore. Oggi un po' l'intento mio è intanto che ci divertiamo, quindi tenerlo in modo leggero. E col buon Quindi vino si è partiti va bene, subito quindi bene. siamo già partiti bene con il vino. E che magari io cercherò, sì, mi sono fatto un po' una scaletta, ma anche cercherò di fare delle domande che siano utili ad avere qualche punto di vista diverso dal solito trito-ritrito. Quindi questo è un po' il mio focus. Chiaramente 2 notizie 2, adesso facciamo il talk, dovrà durare più o meno un'oretta, insomma dopo vediamo se parlano troppo gli sparo, perché magari vi dice quella cosa Che vi illumina. ma non so, però, sai com'è? A me un giorno hanno detto, ogni giorno ti potrebbe accadere di essere seduto o dentro un... aspetta, vado un po' più indietro così vedo meglio. Dentro un ascensore con una persona sconosciuta. Di solito in ascensore c'è quell'atteggiamento, questo qua. C'è la musichetta nell'ascensore. E lì hai 2 scelte, ti fai gli affari tuoi. Oppure interagisci, sorridi, interagisci. Il problema è che magari dall'altra parte puoi trovare che è una persona come te, o magari puoi trovare una persona che ti appena avuto un insoluto. può avere un insoluto, ma anche come te, quindi una persona come noi, ma magari può essere il sultano del Brunei. Quindi mai si può dire, la fortuna, mi diceva il mio primo padrone dell'ufficio, il primo ufficio che ho preso a Scorzè 30 anni fa, avevo 80 anni fa, la fortuna ti passa 100 volte al giorno in mezzo alle gambe, l'importante è essere pronto. Quindi magari questa sera, mi auguro, ce lo direte voi con gli applausi eccetera, quello che vi diranno, che sono uomini come tutti noi, magari vi dà quel punto di vista diverso. Questo è un po' lo scopo, quindi sentire un po' l'elettroscena. Naturalmente con delle peculiarità diverse, quindi ho scelto 2 imprenditori molto diversi tra loro, quindi per dare anche spazio su questo. Cornice quindi durerà più o meno un'oretta, poi abbiamo il momento della cena. Avvicino alla fine della cena, che c'è un momento un attimo finale, un po' emozionale, che c'è il protagonista, ci arriva un protagonista della serata, e quindi vi chiedo di rimanere fino alla fine. Tecnicamente noi dovremmo iniziare la cena verso le 21, magari un po' prima, e quindi questi sono gli orari, dopo il tempo di mangiare, insomma, se avete la vostra organizzazione, io penso che vi abbiano detto un po' i tempi. Quindi di nuovo grazie qua. Allora, ci conosciamo? Allora, adesso faccio un po' di ping pong. Nereo, chi sei? Cosa fai? Cosa fa la tua azienda o le tue aziende? Perché so che oggi ti stai seguendo più aziende. E anche come è stato il fatto che ci siamo conosciuti noi due, perché un po' di anni fa magari raccontiamo che sì, davvero, poi davvero così tu sai già la domanda, poi la prossima domanda invece io la faccio a te e lui dopo andiamo con quelle difficili. Sì. Saluti l'ho già fatti, sono Parisotto Nereo, amministratore CEO quindi di 3 aziende diverse. Una prima, vado in ordine, come si può dire, di costituzione, no? Okay. Una prima azienda nata nell'86, nome Euroedile. Adesso può vedere, ecco, il lavoro che normalmente questa azienda fa e si occupa di allestimento di ponteggi. Diciamo che questo è il focus vero, poi tante altre cose, ma il focus vero nasce da là. Quindi tantissimi anni fa, nel 1996, allestiamo ponteggi nei più importanti palazzi italiani, ma non solo, e come si può dire, da lì è nato la mia storia di successo, proprio dalla semplicità dell'allestire un ponteggio nella casa di ognuno di voi o in molti palazzi che si vedono in giro. Si dice allestire ponteggi, ma loro hanno fatto il Palazzo Ducale,
Ponzi. Ducale è l'ultimo immenso successo, quello è davvero un immenso successo che ci ho messo tutto me stesso, ma poi non voglio, ecco, sarei tu a determinare i momenti e le situazioni, poi posso spiegare il perché di un successo. Intanto finisco l'analisi, quindi Euroed è la prima azienda, poi in ragione proprio di questa azienda che allestiva ponteggi ho avuto nell'arco degli anni intanto delle fortune di essere, questo lo voglio dire e me lo sentirete dire molte volte in questa serata, ho avuto al mio fianco persone che ci credevano, che credevano in me e soprattutto credevano nel mio modo di essere imprenditore e, se vogliamo, anche un po' innovatore, e me li sono trascinati dietro, quindi oggi sono qua io, ma è come se sul palco ci fossero con me non meno di altre 15 persone. Perché il vero valore, poi ne parleremo, perché certo. Evidentemente al via delle domande il vero valore poi di ogni azienda sono le persone che la costituiscono, ma lo sappiamo tutti, ma una volta di più, perché non manco mai di nominare i miei ragazzi, li chiamo sempre così bonariamente. Questo essere imprenditore, quindi questa azienda che allestiva ponteggi, via via ho avuto delle intuizioni che mi hanno elevato, grazie proprio a poi i miei competitor. Faccio un piccolo assunto: dalla mia azienda sono nate 42 partite IVA di ex dipendenti, quindi provate a pensare un po', e lì è nato proprio lo spunto. Era una scuola di impresa. La scuola di impresa. Ecco, è nato lo spunto per crescere ogni giorno di più e a elevarmi fino ai giorni nostri, di fatto, ecco. Con delle innovazioni e quindi, diciamo, pure facendo un po' di quattrini, ecco, questo mi ha consentito di comprare altre aziende, anche aziende molto importanti, di cui un brand forse in molti lo conoscono, un'azienda leader nel campo edile, delle attrezzature edili, casseforme e ponteggi, che si chiama Pilosio, e a Tavagnacco di Udine. Prima, fatalità, eravamo seduti insieme e ho scoperto che è un fornitore anche. Abbiamo scoperto, vedi, sì. vedi. Anche perché lui è dappertutto. È dappertutto, certamente. Ecco, e poi un'altra azienda invece qua che è a Casale, che lavora l'alluminio, facciamo attrezzature per lo spettacolo, per gli eventi, che si chiama Alumaster, anche questa comprata. E anche di questa siamo fornitori. Ecco, ci scopriamo stasera. Vi assicuro che è incredibile. Sì. E non vi conoscevate? Sì, non ci conoscevamo. Sì, no, ci conoscevamo di fama io lo conoscevo di certo. Poi abbiamo scoperto di avere anche un'amicizia in comune, la signora Nelly, che è qua, che mi segue, che fa parte dell'ufficio stampa, dirigente dell'ufficio stampa Euroedile, e poi sto acquisendo delle altre cose, ma insomma questo sono io. Nato dal niente, facevo il saldatore nell'azienda che costruiva attrezzature per l'edilizia. Proprio il primo livello è stato il saldatore. E poi da là via via ho scalato tutto, proprio tutto. Poi il pittore, che era la figura dopo il saldatore, cioè prima si salda, poi si pittura, no? Ecco, quindi il pittore. Quindi tu lavoravi in un'azienda? Un'azienda, certamente, okay. Un'azienda. Poi via via fino a, ti posso dire, il capo officina, poi montaggi esterni, e poi tutto l'iter, proprio passo passo, ogni situazione. E quando hai deciso di diventare imprenditore? È stato come sempre un colpo di fortuna. Ti senti preparato e dici: ma siccome io lo so fare bene, il momento che mi sono licenziato, se così si può dire, ho dato le dimissioni, ero capo officina, quindi avevo un iter qua dietro, un bagaglio di esperienza senza pari, perché avevo anche i contatti con i clienti, sia come vendita ma poi anche come costruzione, come customizzazione, modifiche, eccetera eccetera, e quindi questo ha fatto sì che mi desse la forza. Avevo un bagaglio, non avevo paura di nessuno, poi sai, 25-27 anni, hai paura proprio di nessuno, e ho avuto anche la fortuna di incontrare un amico che mi ha detto: ma guarda, secondo me tu a questo livello puoi affrontare tranquillamente il mondo del commerciale, insomma, ecco. E da lì mi sono buttato. Questo quando è capitato? Questo è capitato, era appunto l'86 che ho aperto la mia prima partita IVA. Sì. Noi ci siamo conosciuti come? Siamo conosciuti, guarda, devo dire che ti ho conosciuto per la sua bravura, adesso qui l'hanno menzionato, eccetera. Poi ci siamo persi negli anni, ci siamo incontrati più o meno un paio d'anni fa,
e forza di telefonate della signora, eccetera, sono arrivato qua stasera, insomma, pur conoscendo sempre il suo grande valore, ma come sapete i tempi sono sempre stringenti e a queste cose sì, è bello parlarne, eccetera, eccetera, ma ci occupano tanto tempo, no? E quindi ho sempre, come si può dire, mi sono occupato di altro sbagliando, di fatto, ma è un po' così, commettiamo tutti degli errori. Ci siamo conosciuti perché non so quanti di voi conoscano la sua storia, ma all'epoca, quando io l'ho conosciuto perché facevano un grandissimo marketing e comunicazione di un'azienda che la vedete tutti qua nell'autostrada verso Padova, che si chiama Vempa 3. Okay? Loro avevano un ufficio a fianco, non mi ricordo neanche il nome. Eravamo noi l'ufficio sì, marketing, eravamo a Dolo. E siccome vedevo volantini dappertutto, marketing diciamo all'ennesima potenza per l'epoca, perché fossero gli anni 92 forse, ecco, quindi mi piaceva, io avevo bisogno di qualcuno che mi facesse marketing e comunicazione, sotto, come sempre accade, no? Mettevano il nome dei media, il nome delle aziende che si occupano di parte, e così li ho chiamati, ci siamo incontrati da là. Da là vi assicuro è cominciato il mio successo, la parte che riguarda proprio il marketing e la comunicazione. Da lì a poi l'anno successivo abbiamo fatto una fiera a Bologna, non so per chi è del settore edile, credo non molti, ma insomma a Bologna c'era una mega fiera che si chiamava SAIE ed era a ottobre, ma non quelle di adesso, delle mega fiere dove si lavorava davvero un anno prima per preparare tutto, l'area esterna, GRU. Io ovviamente faccio parte del mondo dell'edilizia, quindi GRU, ponteggi nell'area esterna 48, qualcosa di grande. Insomma abbiamo fatto uno stand creato da loro, studiato da loro, ed è stato un successo che non ne andavamo fuori. Non ne andavamo fuori nel vero senso della parola. Si erano inventati uno slogan, all'epoca andavano molto l'usato, i ponteggi usato, e sono inventati uno slogan che mai dimenticherò: ti serve un ponteggio nuovo, compralo usato. Non vi dico cosa è accaduto nello stand della fiera, non vi dico. Abbiamo avuto promesse di vendita, perché non si poteva certo fare vendita, per migliaia e migliaia di metri quadri, ma miliardi, era in lire, miliardi, che ovviamente non si è riusciti a far fronte, insomma un caos, hanno tirato su un caos, in modo, e da lì ci hanno conosciuto in tutta l'Italia. Abbiamo fatto un po' di anni assieme. È successo così, poi abbiamo fatto un po' di anni, altre iniziative, altre cose, ma quello è stato, diciamo, ecco, l'apice. Grazie. Adesso faccio presentare anche Robert. Prego. E dopo vi faccio altre due. Parlo troppo perché scusate, ma... No, è un piacere. Buonasera a tutti, intanto grazie perché essere qui con un titolo come questo, Successo, sono onorato, grazie. Io e Claudio ci conosciamo da molto tempo, sono Roberto Pistolato, sono titolare di Sicura, azienda che fornisce abbigliamento da lavoro e prodotti per la sicurezza. Sono anche presidente di un'altra società da un paio d'anni che segue invece il settore medicale, produciamo laser per il settore medicale. È un'esperienza che ho iniziato per diversificare, per imparare anche cose nuove. Conosco Claudio da primi anni 2000. Quando eri un bambino. Eri piccolo? No, non tu. eri piccolo, è sempre stato molto grande. Sei stato grande. E devo dire che anche lì per me è stata veramente un'esperienza molto forte, perché avevo iniziato a fare corsi di formazione con il buon Betenzani, negoziazione, leadership, vendita, poi altri corsi. So che ho una serie di attestati in ufficio notevole. Da lì mi hai rifatto il logo nuovo dell'azienda, e quindi il payoff in buone mani che ho sposato subito e che ancora oggi portiamo avanti, e poi una serie di esperienze notevoli anche dal punto di vista della comunicazione, del catalogo, tanta roba. Ci siamo lasciati per un po' di tempo, ci siamo riavvicinati poi, avanti altri corsi, altre esperienze, quindi devo dire che Claudio è sicuramente parte di quello che leggevo prima, successo che è stato costruito con una buona parte di risultati positivi, ma anche con una fetta di errori che comunque insegnano. Io dico sempre anche ai miei ragazzi, porto l'esempio di quello del collega che se sono qui è grazie al team che ho alle spalle, perché comunque anch'io ho una decina, 12 persone
che devo dire sono fiero di avere al mio fianco da veramente tanti anni. Abbiamo festeggiato il terzo ventennio di una collaboratrice proprio 2 mesi fa. Quindi abbiamo persone che da molto tempo... Sì, persone, uno che è entrato come magazziniere nel vero senso della parola e che oggi è il mio uomo migliore nella vendita, quindi una persona straordinaria e di cuore veramente, Luca, quindi veramente straordinario. E che cosa è successo? Sì, successo vuol dire anche però anche tanti errori e mi collego al discorso dei collaboratori. In alcuni casi l'errore deve trasformarsi in una opportunità, perché dico sempre anche a loro, ok, cos'è successo? Bene, non mi interessa chi, non mi interessa cosa, mi interessa che cosa facciamo perché questo non si replichi. Questo secondo me è fondamentale proprio per riuscire a smarcare quello che è un problema che deve diventare una grande, grande opportunità. Su questo ci alleniamo quotidianamente, sono sincero, perché in questo periodo più che mai, perché insomma sappiamo, corriamo tutti ed è un periodo frenetico per tanti punti di vista, non solo per le festività imminenti. Senti Roberto, una domanda un po' strana che adesso faccio a tutti e due, no? C'è stato qualcosa che avete fatto nel vostro lavoro, nella vostra esperienza, contro ogni logica, contro tutti quanti che vi dicevano che cacchio fai e che comunque ha funzionato? C'è qualcosa che volete condividere su questo passaggio qua? Comincio io? Vado io. No, siccome avevi detto Roberto, volevo lasciare la parola senza... Ho visto Roberto che stava pensando, ho visto che tu eri pronto. Ma guarda, sono questi passaggi qua che tu hai detto e l'hai racchiuso sono quotidiani. Poi un momento epico può essere un acquisto sbagliato, degli investimenti sbagliati, questo potrebbe essere... Ma è quasi quotidiano quello che tu dici. Ti puoi difendere come? Con dei bravi collaboratori che ti aiutano, che portano avanti il sistema. Perché se no di errori ne facciamo tutti i giorni. Ma c'è stata qualcosa, quello che era la domanda, un po' di controintuitivo che hai fatto, che tutto ti dava contro, che in realtà ho ottenuto poi in realtà un risultato. Il risultato. Perché a me interessa capire se c'è un cluster comune quando facciamo qualcosa del genere. Ora che sia un cluster comune non lo so, di sicuro è questo che ti sto dicendo. No? Avevo in mente fin da molti anni addietro un sistema di ponteggio innovativo che adesso invece ci sta dando successo, ma ci arrivo, ci devo impiegare qualche secondo, ma ci arrivo, anche in altre parti del mondo, che era un ponteggio sospeso. Perché? Perché normalmente si parte da terra, no? Devo fare, per dire, questo soffitto qua, metto tutto il ponteggio per terra e arrivo al soffitto. Ok, e se il soffitto è più alto, faccio il ponteggio più alto. Ma se il soffitto è più alto, faccio il ponteggio più lungo. Sì, ma quanto? Qua, dov'è che finisce la convenienza di partire da terra e di fare qualcosa invece che di sospeso? E quindi ce l'avevo in mente. Ok. Pian pianino erano circa, credo fosse il 2018, 2019, insomma. Ecco, ho ideato questo sistema e l'ho portato avanti contro ogni persona. La chiudo qua. Oggi sono presente negli Emirati Arabi. Ho fatto un'azienda negli Emirati Arabi, ho fatto un'altra azienda in Arabia Saudita, in Canada, Australia e Inghilterra. E mi fermo qua con le aperture perché bisogna poi anche produrre. Se apri i mercati deve dare i materiali. Consegnare. Capito? Quindi questa è contro il mondo e l'ho portato avanti. Sono ritornato a fare il saldatore per mettere a punto un sistema che avevo in mente e che nessuno ci credeva. Quindi oggi è arrivata la conferma d'ordine per quasi 10 milioni di euro. Oggi arrivo... festeggiamo. Forse mi vedete un po' stanco, ma sono arrivato con l'aereo da Dubai che non più tardi dell'1:15 ero in aeroporto a Venezia. Grazie di essere qua. Quindi voglio dire, se ci credi e vedi, perché cos'è che distingue un imprenditore? Il vedere un attimino più in là, poi gli altri ti seguono, ma devi vedere e crederci per primo. La strada la tracci tu, poi alla fine. Ma se hai dei bravi collaboratori, come abbiamo appena definito, allora tutto ti è possibile. Prego. Ho visto, una cosa mi ha colpito di questo racconto. È partito tutto dal fatto che
hai visualizzato qualcosa Sì, sì. nel prodotto, qualcosa che non c'era. È facile, se io ti alzo questo Sì, no, soffitto, ma è facile guarda perché tu l'hai visualizzato. Sì, ok. È sempre facile dopo. Ho portato un esempio semplice proprio per questo. Oppure, come dicevo prima, guardate che l'abbiamo visto qua a Venezia, in piazza San Marco, sul Palazzo Ducale, un ponteggio che sicuramente detterà la storia per i prossimi anni, ma non per il Palazzo Ducale, perché lo vedremo in molti altri. L'ho nominato, aperto quell'intervento, non so se qualcuno l'ha visto, ma insomma il Palazzo Ducale era ponteggiato, non tanto, ma ecco, quell'intervento l'ho nominato aperto per restauro. Perché questo? Un altro intervento simile è stato il ponte dell'Accademia. Ma perché questo? Perché noi che facciamo questo di lavoro non possiamo permettere di racchiudere queste opere importanti dove arrivano da tutto il mondo per vederlo. Un'altra roba simile l'ho fatta al Pantheon a Roma. Diciamo che l'idea aperto per restauro è nata al Pantheon a Roma, ecco, ponteggiato anche quello. Ecco, non possiamo chiudere queste opere e i visitatori che vengono per vederle, dopo aver fatto un viaggio di chissà quanti chilometri, ok, arrivano qua e trovano dei teli che coprono, e quindi ho queste idee folli di creare queste strutture molto molto particolari per lasciare visibilità ai turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Per esempio Loreto, credo che molti di voi c'è la cappella interna, ecco, a un certo punto ci arriva un breve, la cappella interna è molto molto importante, ma davvero vai dentro, ti vengono i brividi, credente o non credente non importa, tu esci con le lacrime, chiunque tu sia. Fantastico, un momento di religione all'ennesima potenza. Ci arriva la richiesta di un preventivo di un nostro, della Chiesa proprio, perché fa capo al Vaticano, ma insomma ecco, non sto qui a raccontare storielline inutili. Ecco, ci arriva questa richiesta di preventivo di un ponteggio galattico che copriva tutta la Santa Casa dentro Loreto, completamente, cioè i fedeli, ecco, non so se sapete, ma li arrivano davvero da ogni parte del mondo e soprattutto arrivano dal Messico, dai paesi latinoamericani dove sono più credenti, insomma, ecco. Mamma mia, vado dal rettore, dico: rettore, guardi che ci arriva, ho fatto un appuntamento privato, sono andato io perché avevo già anche lì intravisto, dico: rettore, ma guardi che qua noi copriamo tutto, lasceremo chiuso almeno per un paio di mesi, poi apriremo un pochettino, che guardino di qua un po'. Rettore, dico: guardi che io avrei un'idea, cosa ne dice? Beh, dice Parisotto, mi presenti, ho presentato un progetto, per farvela breve, abbiamo lasciato con una struttura molto, molto particolare, hanno speso anche addirittura qualcosa di meno, e rispetto al progetto iniziale vi abbiamo lasciato anche in quel caso la Santa Casa visibile e fruibile ai fedeli che arrivavano e che arrivano tutt'oggi da tutta la parte del mondo. Questo, vedi un po' più in là, vedi un tantino più in là, e questo fa la differenza. Molto bello. Bravo, complimenti. Per te, Robby? Per quel che mi riguarda, io ancora nel 2008, tornando da una fiera a Düsseldorf, tra l'altro appena visitata assieme all'amico e collega Dennis, la fiera più importante a livello mondiale del mondo della sicurezza, sono tornato a casa con un marchio che un po' tutti i miei collaboratori hanno detto: ma sei sicuro? Ma non è che... Cioè, non mi sembrano calzature adatte, poi sono tutte strane, hanno quella rotellina un po' strana sopra che è il BOA system di chiusura. Noi lì abbiamo iniziato a importare le calzature Bata Industrials, e le abbiamo iniziate a distribuire con la rotellina che adesso ormai si vede in tante calzature. Siamo stati i primi nel 2008 a vendere le scarpe antinfortunistica con questo sistema innovativo, tant'è che poi anche grossi produttori, vedi U-Power, vedi Cofra o altri, ci hanno chiesto: ma dacci qualche consiglio su un po' l'utilizzo, come va, come non va, dura, è confortevole, eccetera, eccetera. Quindi lì un po' in controtendenza rispetto a quello che i miei pensavano, siamo riusciti a portare a casa un buon risultato, perché alla fine abbiamo vendute veramente tante di quelle calzature e ci siamo anche divertiti. E quindi sono cose che ti danno anche un po' soddisfazione. Poi sulle cose dove tutti sono contro e ti accorgi poi alla fine che avevano ragione, potremo discutere a lungo. Potremo discutere a lungo. Quindi ogni tanto qualche la facciamo, no? Assolutamente sì. E come la gestiamo quando facciamo? Come la gestite? Ma allora, io personalmente credo che bisogna avere anche il coraggio a un certo punto di dire: ti avevi ragione. E io ti anni che te lo dico che ho ragione. E quindi dire: fermi tutti, perché bisogna anche salvare il salvabile, bisogna
ammettere di aver visto un qualcosa che nella tua testa era diversa da quella che effettivamente sei riuscito a realizzare. Quindi questa cosa qua, poi aiuta anche questo, perché poi ti fai Quindi un'idea diciamo, su, la prima su cose... reazione è, ok, bagno di umiltà. Ma sì, il bagno di umiltà... E poi come reagisci? E da lì creare un piano B che ti permetta di venirne fuori a testa alta per poi dire, ok, non buttiamo via tutto, cosa c'è di buono che possiamo recuperare da questa esperienza, e lì dire, ok, interessante questa cosa, vedi che alla fine abbiamo anche guadagnato qualcosa. Adesso, prima mi hai messo sul tavolo una battuta che non riesco a fare a meno di farlo, perché al titolare della sicura che ti domandano sei sicuro? Grazie Claudio, non l'ho mai sentita questa. Battute a parte, no, sai, quando ti dicevo con le ragazze tue che rispondono al telefono, sono della sicura, ma sei sicura? Che li mandi in tilt subito. Sì, vero. Vabbè, battute a parte. E te quando ti è capitato? Sì, mi è capitato in qualche caso anche proprio in investimenti sbagliati. Dove sono fumati un po' di soldi. Porca miseria. Ci hai bruciato un po' di soldi. Sì, e lo ammetto chiarissimamente, proprio per il senso che ha. Sbagliare è umano, e lo ricordo anche ogni qualvolta poi di quel progetto si parlerà, di quella situazione. Non mancherò mai di dimenticarlo, a me e a chi mi sta vicino, proprio perché è così. Tu sbagli, li fai, non c'è niente da fare. E se sei portato a scegliere quotidianamente, è altrettanto vero che quotidianamente puoi sbagliare. Ma la tua reazione, ti incazzi subito? Dai. Sì, Non essere politicamente così. corretto, no, dai. No, è un po' così. Dimmi che ti incazzi. No, la bestemmia ti scappa. Ok, ti incazzi. La bestemmia ti scappa. E dopo? Però quello che è importante secondo me è trasmetterlo, e io lo faccio, ma lo faccio in modo proprio sistematico, trasmetterlo ai propri collaboratori. Perché questo secondo me aiuta loro a tenere più alta l'attenzione per non fare l'errore che hai fatto tu, che giornalmente gli ricordi che hai sbagliato. Ok, sì. Diciamo, poi dipende quanto sbagliano. Anche là c'è sempre un metro e una misura, no? Stiamo parlando in generale ti espongo. In realtà, se andiamo sullo speciale, allora... In realtà più io delego, più io devo essere disposto oh mamma mia, questo a non fare ne in modo che uno sbagli. Io ho aziende un po' in giro, se non delego io... E quindi devi essere disposto, fiducia che possano sbagliare. Certo che se lo fai tu lo fai sicuramente meglio. Non c'è ombra di dubbio. Quello che dicevo a Francesco, no? Io oggi non ho fatto niente, in certi momenti, sulla giornata di oggi, dicevo, cazzo, sai che bravi. Stavo facendo tutto perfetto. Sì. Che cazzo c'è da fare io? Però hai raggiunto che hai delegato, che funziona. Sì, funziona. Ma come lo faccio io? Lo faccio assolutamente. Poi la mia e questa è una stronzata perché poi blocca le aziende, perché in realtà non è sempre vero. Cioè, qualche volta c'è qualcuno... Io com'è che lo misuro questo? No? Il quanto deleghi e quanto bravo sei. Quanto squilla il tuo telefono. Vi assicuro che il mio telefono, più o meno siamo intorno ai 50 milioni di fatturato nelle varie aziende, 300 dipendenti grosso modo, uno più, uno meno, lasciamo stare, il mio telefono non squilla mai. È solo la Simona che ti chiama. Veramente? È brava, è solo la Simona. Cioè, per dire, squilla per amor di Dio, ma voglio dire squilla per delle cose importanti. Chiudiamo questo affare, facciamo un punto più di sconto, termini di pagamento, ad altri livelli, ma non per situazioni in cui ho delegato, e questa è la misura che se deleghi e dai fiducia si può fare. Ok. Mi viene in mente una cosa a proposito della delega che ho imparato in uno dei vecchi corsi fatti assieme un po' di anni fa, che era il famoso cartello da mettere fuori dalla porta: non portatemi problemi, portatemi soluzioni da provare. E questo l'ho tenuto per qualche mese fuori dall'ufficio, e poi un po' alla volta è diventato veramente un meccanismo interessante, perché arrivano tutti affannati nel dire abbiamo un problema e io rimango in ascolto, quindi però forse ho la soluzione, cosa ne pensi? Interessante, potrebbe essere una soluzione. Quindi che questo è continuare ad allenare, a far sì che i collaboratori riescano anche a ragionare con la loro testa e arrivare già con una proposta di soluzione, perché questo aiuta tutto il team a crescere e evolvere. Insomma. C'è quella più cattiva, se non arrivi con la soluzione fai parte del problema. Bravissimo. C'è la frase più cattiva. Vabbè. Detto questo, questa è terribile.
Siamo in un'accademia per l'impresa che si chiama Accademia del Valore. C'è sta parola valore. Per voi, cosa vuol dire? Che io quando ho scritto il mio primo libro sul valore, ho detto, devo provare a diventare il più bravo coach sulla creazione del valore del mondo. Mi sono dato un obiettivo, come con Francesco, perdere 30 kg in 3 settimane. Mi sono dato un obiettivo un po' così, quindi obiettivo enorme, frustrazione. Però poi cosa ho fatto quando ho scritto il primo libro? Ho intervistato un po' di persone e gli ho detto, ma secondo te cosa vuol dire creare valore? E sta domanda mi ha permesso di scrivere una mia definizione di cosa vuol dire creare valore, ma ho detto mi viene in mente che potremmo usarla anche con gli imprenditori che conosciamo. Perché valore di per sé è come parlare della libertà, non è una cosa concreta, ognuno ha una visione diversa di che cos'è valore. Allora, per te, quando parliamo di qualcosa di valore, una persona di valore, un'azione di valore, cioè, che cosa ti viene in mente? Che cos'è? Come la traduci? Definire un qualcosa di valore o che cosa vuol dire creare valore? Per me la domanda è che cosa vuol dire creare valore. Ok, no, perché per creare valore, per quel che mi riguarda, vuol dire cercare nella quotidianità, anche nelle piccole cose, di fare un qualcosina che ti permette di migliorare un pezzettino di mondo, un pezzettino di quello che ti circonda, un pezzettino di quello che è anche l'aspetto lavorativo, ma non solo lavorativo, anche l'aspetto sociale, l'aspetto delle amicizie, delle relazioni. Quindi questo secondo me è un aspetto importante. Tra l'altro introduci un passaggio, perché io ho voluto qui Roberto, poi adesso ne parleremo bene, proprio perché lui, oltre ad essere un imprenditore, è anche un imprenditore che si sta occupando di un progetto sociale molto importante, di cui adesso andremo a parlare, perché creare valore anche oltre come dire, solo gli affari. Per te? No, per me lavorare, creare valore vuol dire dare ogni giorno un po' di più fiducia ai miei collaboratori e sentirla. Questo è come se tu dentro al tuo salvadanaio ogni giorno mettessi, diciamo, €1. Questo, ogni giorno. La senti, la percepisci e questo fa sì che tu sia tranquillo, perché poi ne apprendi i benefici, fa sì che tu sia tranquillo, fa sì che tu possa affrontare eventuali problemi comunque con più serenità, perché tanto ci sono loro, quindi il mio valore è così. Quando io parlo con te ti do un po' di più fiducia, ti do un po' di più possibilità di sviluppo. Lì sto creando valore. Assolutamente. Per me, per te, per tutto. Assolutamente. Nasce, Okay. Questa è la base. La base. Dopo scriviamoci su tutti i libri che volete, ma la base è il collaboratore, la quotidianità proprio, la quotidianità. Ok. E entriamo un po' proprio su sto tema del collaboratore, beh, ci siamo già entrati, c'è arrivato anche un altro mio amico che mi deve fare un'intervista dopo. Che bello, sono 10 anni che mi devi fare un'intervista. Allora, una domanda che ho qua, quanto per te, per voi, adesso rimbalzo, è importante formare il team? Non parlo solo dei corsi di formazione, Cioè, vuol dire quanto fatturato farai con me i prossimi anni? No, beh, questo a partire da, perché ovviamente hai appena chiuso un contratto, quindi dov'è il problema? No, il problema, la questione che mi piacerebbe affrontare è, avete tutti e due espresso naturalmente, non è che ve l'ho messo in bocca io, dell'importanza di avere una squadra forte. Cosa fate di concreto, per allenarla, questa squadra qua? Allora, Perché io incontro un sacco di imprenditori che mi dicono che hanno un problema, sanno la soluzione. Sai che ci sono 4 tipi? No, sai che ci sono 4 tipi di imprenditori? Ci sono 4 più 1. C'è quello che sa esattamente quello che deve fare e non lo fa. Si lamenta. C'è quello che non sa quello che deve fare, ma lo fa tutti i giorni. Quindi va a caso. Va a caso, va a caso. Non ha un progetto, non ha un piano, non ha un numero, non ha un KPI, non c'è. Signori, se fate questo mestiere e ne intervistate tanti, vedete sta roba qua. C'è chi non sa cosa fare, però chiede aiuto, magari va a un corso, eccetera, eccetera. E poi c'è quello bravo che sa cosa fare e lo fa. Okay. E il più uno? Il più uno è quello che non fa niente e se lamenta.
Poi non lo voglio come cliente. Poi ho deciso di non volerlo come cliente. Comunque, il ragionamento è: cosa facciamo per allenare? Perché io mi sto rendendo conto che la mia agenda è sempre di più organizzata. Nell'ultimo anno e mezzo che ho messo veramente focus su questo, sul team più che su tutto il resto. E quindi volevo un po' sentire voi, al di là dei corsi che comunque sono utili, insomma, cosa fate? Allora, per quel che mi riguarda la formazione è fondamentale, tant'è che se dovessi andare a fare un'analisi di quanto ho investito personalmente, ma anche per il team, per formare, credo che insomma il conto potrebbe essere estremamente interessante. Noi abbiamo creato ormai da 5 anni anche una Academy interna, la Sicura Academy, che utilizziamo sia per le persone, per i nostri clienti, ma anche internamente proprio per formare tecnicamente su prodotto, su risoluzione di problemi, quindi tutto quello che riguarda l'aspetto sicurezza. Però diciamo che i miei collaboratori spesso, proprio recentemente mi è stata chiesta dall'amministrazione, vorrei approfondire alcuni aspetti della finanza. Se trovo qualcosa di interessante mi piacerebbe fare un corso. Ben lieto di fartelo fare, perché credo che sia fondamentale riuscire a dar loro delle opportunità per migliorarsi. Non nascondo che in seguito a corsi di formazione che ho pagato ai miei collaboratori, con gioia, perché devo dirlo, con gioia, un paio di questi hanno capito che era meglio cambiare strada per diventare imprenditori, quindi hanno aperto la testa da dipendenti, hanno capito che volevano giocarsi un'opportunità. Uno adesso ha un'agenzia immobiliare decisamente interessante, l'altro ha preso un piccolo tabacchino che ha sviluppato, sta facendo delle cose veramente interessanti su Mestre, e quindi dico, stanno crescendo anche loro. Persi, ma li hai messi... Li ho persi, effettivamente sì, persone però, tra l'altro estremamente interessanti, ma sappiamo come funzionano. L'evoluzione porta anche a questo a volte, quindi positivo perché da un certo punto di vista sono cresciuti e sono diventati nuovi imprenditori. Sei soddisfatto delle attività che fai per formare le persone? Ah sì, devo dire, sono soddisfatto, non nascondo che in alcuni casi la formazione fa fatica ad entrare nella testa della gente, c'è chi è estremamente elastico e veramente la fa sua, c'è chi è un po' più refrattario. Sappiamo, le aziende sono fatte da cavalli da corsa e anche da cavalli da tiro, no? Da quelli che devono fare un certo tipo di lavoro dove non serve sta grande scaltrezza, serve un po' di tutto all'interno dell'azienda. C'è chi recepisce tantissimo e chi un po' meno, però insomma tutto serve. Da parte tua? Sì, guarda, sono d'accordissimo, nel senso che lavorando e sviluppando all'interno dei tuoi collaboratori, poi no, facendo delle varie attività e quindi creare il valore all'interno, poi se qualcuno ti sfugge. Però è così, come dicevo prima, nel caso mio ben 42 partite sono nate, ma poi da lì ne è nato lo slancio per il mio successo. Quindi se oggi, tra 1000 virgolette, dovessi fare un statua di bronzo a qualcuno, ora farei i miei ex dipendenti, e qualcuno l'ho davvero aiutato, no? E come si dice, ho vissuto con lui proprio aiutandolo fisicamente come concetti lavorativi, ma poi anche attraverso degli aiuti finanziari, l'ho aiutato a crescere. Questo mi dà grande soddisfazione. Poi sui team building, su tutto il resto è sempre troppo poco, bisognerebbe trovare davvero il tempo per fare. Io per esempio faccio delle cene non aziendali, a mezzogiorno si mangia tutti insieme. Esatto, mi è capitato una volta. Ci è capitato una volta, esatto. No, venire a mangiare con te. Sì, esatto. Quindi questo è creare valore quasi nella quotidianità. Poi non si fa mai abbastanza, perché vorresti sempre, no? Dico io anche, se vuoi, oggi abbiamo tutti bisogno di personale, almeno nel caso mio, a tutti i livelli, no? Ti mancano tecnici, ti mancano gente che sa usare i computer, che ti sviluppa programmi, davvero ci manca ogni cosa, no? E devi far sì che la tua azienda sia un pochettino più accattivante rispetto ad altri, perché non basta a volte un salario un pochettino più alto, delle condizioni economiche. Il team building potrebbe in questo caso fare la differenza. Okay. Bisognerebbe però dilatare la giornata
un po' di ore in più, no? Abbiamo sempre due risorse limitate, no? Che sono i soldi e il tempo. Spesso attenzione che si inizia a parlare i soldi li abbiamo, di settimane ma il tempo... corte adesso, attenzione, Porca quindi miseria. anche questo Sì. sta diventando Sì, una sì. modalità per portare a casa anche i dipendenti in Sì. quei casi. E parlavo l'altro giorno con un collega imprenditore, lui dice io devo dare uno stimolo che è quello di far fare 8 ore, questi fanno trasferte, lavori in trasferta, Sì. faccio partire le 8 ore da quando parti da casa a quando torni, quindi non è che alle 8 devi essere lì, bensì, e soprattutto la settimana corta, quindi al venerdì non mi Sì, serve. non sono d'accordo con Tecnici l'amministratore specializzati. delegato di Luxottica che ha detto che loro comunque con i 4 giorni hanno il 100% della produttività. Qua non sono d'accordo, almeno nel caso mio questo non sarà possibile, o forse è perché io sono troppo indietro ancora, ma che l'amministratore delegato mi venga a dire che con 4 giorni sei al 100%, sì, quando vendi occhiali che ti costano 4 euro li vendi a 100, così tanto per dare la cifra, hai dei plus molto molto elevati, tutti questi ragionamenti qua li puoi sostenere davanti alla telecamera, poi facciamoci i conticini che vedrai che non è così. C'è un motivo, no? Dicono che per cui siamo in questo momento in cui facciamo fatica tutti i livelli a prendere. Certo. Perché sostanzialmente sono cambiati i valori delle nuove generazioni e comunque ci sono il 23% di forza lavoro in meno e quindi tu hai qualcosa come 3 milioni di persone che mancano nelle fasce. È cambiata la natività. In più è cambiato, come dicevamo prima, l'aspetto valoriale. Adesso abbiamo parlato dell'importanza della formazione, ma tu cosa fai per formarti? Tu riesci ancora a investire qualcosa per la tua formazione? Tu? Io ho finito a settembre un corso, tu sai, con la Lewis, iniziato a novembre dell'anno scorso, che mi ha portato via diversi weekend nell'arco di tutto l'anno, l'ho terminato a settembre, è stata un'esperienza estremamente interessante dove ho imparato diverse cose nuove e conosciuto anche persone interessanti. Quindi anche il network importante. Sì. Capita ancora di... Sì, perché ormai hai delegato molto. Sì, no, ma settoriali li fai per forza di cose, Okay. no? Hai capito? Non è che li fai tutti insieme perché poi se no diventa un team building, andiamo tutti a giocare a golf e quindi questo, no? Settoriali ovviamente, non quotidianamente ma settimanalmente, assolutamente li fai. Quindi per te è importante continuamente formarti. Porca miseria, guai Maria dimenticarsene, o guai Maria non calcolare quell'investimento o non budgettarlo, ma per forza di cose lo devi fare, e se no come fai a stare al passo col futuro? Ah sì, se ti perdi le ruote, come facciamo a stare al passo col futuro? È assolutamente fondamentale investire in questa direzione. E ci sono proprio due momenti, il momento singolo, quindi sulla persona, e il momento invece del team building, che è il gruppo. Perché poi bisogna anche suddividere, non è che è fare tutta l'erba un fascio, no, bisogna assolutamente suddividere, andare sulla personalità, addirittura tra un pochino, e in qualche caso io li utilizzo, ci sono anche psicologi, che devo dire che in certi casi fanno molto bene il loro lavoro, perché tutti abbiamo delle crisi, no? Non è che siamo immuni, chi di noi non si sente triste a dir poco o per un determinato motivo, ecco lì a volte è importante, no? Perché magari il collega a fianco di scrivania, a me capita moltissimo, mi è capitato in molti casi, da fare anche da padre, ho 64 anni, per cui posso... 64 anni non li dimostra 10 no, di meno. ma si dice sempre così, grazie, ma sono così. È vero. Ecco, per cui mi capita moltissimo da fare come tu dici, da consigliere, ma poi anche da psicologo, anche se ovviamente non lo sono. Vi faccio un domandone, fino adesso tutti quelli sono stati leggeri. Come lo scegliete il collaboratore, il vostro amministratore delegato, cioè il vostro numero uno? Come lo scegliete? Cioè, che caratteristiche deve avere dico qualcuno, sempre una cosa, guarda. Che caratteristiche deve avere qualcuno per essere a fianco a voi? Come fate? Ma allora, deve essere sicuramente, io dico sempre, normodotato. Non ho bisogno di geni, normodotato. Ultimamente scarseggiano anche questi, parlo a livello generale, perché incombiamo in alcune situazioni un po' così anche simpatiche sotto certi punti di vista,
Però l'ho adottato perché? Perché una persona normale può veramente divertirsi se sa usare la fantasia, se sa usare l'impegno, la determinazione, la voglia, anche il coraggio di venire a fare delle proposte o di buttarsi veramente in cose nuove. Quindi credo che su questo ci sia veramente da dialogare. Noi facciamo molti briefing interni per settore dove andiamo a discutere problemi e opportunità e da lì vengono fuori anche tante idee, perché poi la famosa alleanza di cervelli, no? Il brainstorming che ti porta veramente a sviluppare. Io credo molto in questo. Poi tornando al discorso del one-to-one, capire le persone, che questa è una cosa importante. E io periodicamente cerco di ritagliarmi sempre del tempo per riuscire a dialogare con loro, magari a pranzo assieme, andiamo a pranzo assieme, piuttosto che ci ritagliamo 20 minuti, ho voglia di fare una chiacchierata con te, e lì andare un po' oltre quello che è l'aspetto del lavoro, proprio per avere un contatto profondo. Poi anche noi ci facciamo... Che caratteristica ricerchi quando stai scegliendo? Ma allora, io cerco sempre quello che è più bravo di me a fare un qualcosa. Quindi per settore, che cosa mi puoi insegnare? Per me è fondamentale, perché ho voglia di imparare e ho voglia di avere al mio fianco persone che possano anche insegnarmi. Quindi su questo sì, sicuramente. Per te? La fiducia quotidiana, la quotidianità è fondamentale. Quindi tu no? cerchi... Lo vedo, lo testo continuamente. Perché no? questo sicuramente è la base. Testi Se quando riuscire ti ad puoi avere... fidare. Sì, dico sempre, no, il rapporto con ogni singola persona è un puzzle. Tu ogni giorno metti una tesserina. Succede qualcosa di brutto, mi tradisci. Togli un po' di tesserina. Mi è capitato, per esempio, ma proprio capitato di una persona che avevo molta fiducia, perché i nostri errori li facciamo. Vi porto questo esempio. Faceva marketing. E per fare marketing aveva la carta di credito aziendale perché compri la sponsorizzata di là, robe da 300 euro, 500 euro, mica di che. L'ha usata purtroppo per cose personali. Quindi provate a pensare alla mia delusione in quel momento, una persona che avevo posto molta fiducia, faceva marketing, in quel momento ti crolla il mondo. E aveva praticamente la casella delle tesserine, se pensiamo a un puzzle, praticamente completa. Aveva la mia carta di credito aziendale, non mia ma aziendale, capito? E in quel momento ti crolla tutto, un rapporto sbagliato, però comunque poi questo non pregiudica niente, è solo sulla persona. Tutti gli altri hanno le loro tesserine apposte, ogni giorno ne metti una, finché poi evidentemente è degno di maggior carica, degno di un salario più importante, degno di meritocrazia, sempre, solo ed esclusivamente meritocrazia, non titolo di studio, meritocrazia, quanto bravo sei a fare cose. Avete costruito un sistema preciso che sulla No, parte varia okay. di volta in volta, in ragione delle persone, della situazione. Tu? Per creare un sistema meritocratico in azienda? Sì, l'abbiamo fatto, sistemi di incentivazione. Onestamente non sono ancora soddisfatto di com'è e ci sto lavorando in continuazione, però sì, c'è una base sulla quale già riusciamo a erogare come dire, dei benefit sui risultati. Hanno un piano carriera chiaro? Hanno un piano carriera alcuni un po' meno, perché alcuni non hanno ancora chiaro che cosa vogliono fare, perché poi c'è quello con il quale dici vedo in te possibilità di crescita, ti piacerebbe aver questo ruolo, preferisco restare gregario. Certo. Servono anche i gregari, che sia chiaro, servono anche quelli, però truppa ne vogliono fare molti, colonnelli meno. Bravissimo. Colonnello meno. No, nel caso mio invece no, te lo guadagno, non c'è niente di scritto, no? Mano a mano, lo costruiamo insieme, il tuo futuro, se lo vuoi, se ci credi, lo costruiamo insieme. Hai tutte le possibilità. Mi trovi disponibile. Quindi qualcuno ti potrebbe dire, un giorno voglio diventare il presidente al posto tuo. È successo? Quindi è successo. Laddove tu ne abbia le capacità, ben disponibile, ben disposto a farmi da parte, cosa che è successo. Io ho il mio braccio destro che mi sta superando. Di testa sicuramente, possiamo stare un 110, sì, ma guarda, una roba folle, ma a livello di conti, fantastico. E ne vado fiero e lo porto con me tutte le volte che posso per trasmettergli ancora quel poco. Io ho solo 2 figlie femmine, quindi teoricamente sai questa nomea del cambio generazionale eccetera, no? Mi sono soddisfatto molto di più di un figlio, sa molto di più di me, non di tecnica, non di invenzione, di inventiva al momento, la risposta è immediata perché lì ci va esperienza, però per esempio
Dopo di lui ho ancora 2 o 3 figure che da 1000 e una notte, gente che guadagna il suo, che fa il suo e ogni giorno si impegna oltremodo. E ogni giorno mettiamo una tesserina su un posto. Qual è stata la sfida più difficile da quando siete diventati imprenditori? Vado? Vai. Allora, io ricorderò per sempre, credo, l'avvento, l'arrivo del Covid. Noi, azienda che vende prodotti per la sicurezza, che nel giro di una settimana ha cambiato pelle sotto tutti i punti di vista. Ci siamo riorganizzati, abbiamo messo persone a casa, eravamo già strutturati per fortuna come infrastruttura informatica, e da lì abbiamo iniziato a scandagliare il mercato per riuscire a portare a casa quello che chiedeva il mercato in quel momento e quello che noi dovevamo fornire, ci sentivamo anche in dovere di fornire perché dovevamo trovare le soluzioni migliori. Lì veramente l'azienda ha reagito in maniera veramente a mo' di testuggine, ci siamo uniti tutti assieme e abbiamo fatto un lavoro di squadra incredibile. Io ancora oggi dico ai miei ragazzi, se ricordo quei giorni, quei tempi che per il mondo erano decisamente drammatici, siamo riusciti a reagire con forza, con determinazione e a portare a casa poi dei risultati importanti dal punto di vista proprio anche di risolvere problemi, perché noi avevamo ospedali che chiamavano, avevamo situazioni veramente impegnative e lì, tra l'altro lavorando ognuno da casa e pochi in azienda, perché c'era la logistica, il sottoscritto in azienda, e non mi vergogno a dire che ho dormito anche qualche notte in azienda proprio per riuscire a mandare avanti alcune situazioni, perché veramente era pesante, e lì abbiamo fatto veramente la differenza, ragazzi che lavoravano 10-12 ore da casa, quindi mail che arrivavano a qualsiasi ora anche della notte, quindi lì è stato veramente un momento che ci ricordiamo tutti molto molto forte. Okay. Per te qual è stata Guarda, il la Covid tua carriera ha segnato tutti. Domenica mattina ore 8:15 è stato l'area rossa, se vi ricordate, è stata dichiarata il sabato per quanto riguarda il Veneto, e a domenica mattina alle 8:15 eravamo in 12 in riunione. Poi fortunatamente è andato tutto bene perché avevamo i codici Ateco, in quel periodo stavamo lavorando al Ponte Morandi, il tristemente noto Ponte Morandi di Genova, avevamo una montagna di persone a lavorare lì e poi quello ci ha consentito proprio di continuare a lavorare, quindi non è stato un problema, ma eravamo prontissimi tutti insieme, io per primo. È stata quella una delle cose più Sì, perché salienti adesso magari lo si percepisce poco, ma per chi lavora fuori, noi quindi da Veneto siamo andati in Liguria, ecco, non trovavi alberghi, non trovavi ristorazione, non c'era niente. Per esempio nel caso mio, cosa che io seguivo, adesso un po' meno, l'ultimo anno è cambiato molto per me, l'ultimo anno e mezzo è cambiato molto per me, ma all'epoca seguivo i cantieri e non si trovava a dormire da nessuna parte. Cosa ho fatto? Ho fatto il giro, ho comprato un camper, ho trovato un camperino Ho preso un camper, l'ho visto io. Ho preso un camper, sì, ho trovato un pronta consegna, un furgonato in pronta consegna e giravo i cantieri col camper, mi fermavo sui supermercati che, come ricorderete, erano tutti aperti e quindi compravo e mi facevo la cena, mi facevo il pranzetto e giravo e stavo vicino ai miei ragazzi. I miei ragazzi io li adoro, love, profondo love, cioè ho 60 dipendenti che vanno in cantieri che lavorano mediamente dai 70 ai 150 metri di altezza ogni giorno e quelle sono le persone che io adoro di più perché sono passato, ero lì, ero attaccato come loro e quindi per me c'è una grandissima affezione con queste persone che tutti i giorni, che poi sono quelle che ci consentono di essere qua, come il collega ha detto. Ascolta, una domanda, entriamo un po' su questa iniziativa importante che stai facendo da un po' di tempo. Allora, mi piacerebbe che intanto la raccontassi, cioè cosa stai facendo. E poi, se mi dici, vabbè, tu hai avuto probabilmente anche una motivazione personale forte, ma quanto immagino che ti sta gratificando, anche perché ci stai dedicando non poco, quindi se non ti desse soddisfazione non sarebbe così. Quindi raccontaci un attimo, lui sta facendo un'iniziativa importante sul sociale, molto grande, che tra l'altro noi nel nostro piccolo come Accademia del Valore sosteniamo, anche perché per me una dimensione di impresa è proprio anche quella del territorio, del sociale, quindi si dice vincere alla quarta ormai, dovremmo vincere l'imprenditore, deve vincere il collaboratore, deve vincere il cliente, ma deve vincere il territorio, il tessuto. E quindi il fatto che Roberto prende n giornate dell'anno e le dedica a questo
è importante. Intanto parliamo di che cos'è questo. Allora, ho creato un'associazione nel 2019 in seguito alla morte di mio fratello che ci ha lasciato per un problema oncologico. Mio fratello era un batterista, ma era anche una persona molto conosciuta, aveva un sacco di amici. Ho scoperto solo durante il funerale centinaia di persone che sono venute, che mi hanno abbracciato, ma veramente avevo 6 sacerdoti in chiesa, tutti che sbalorditi, ma quanta gente che c'è, Zelarino bloccato, quindi un casino. Ho creato questa associazione per ricordarlo perché non poteva finire così, e assieme ad alcuni amici che ho raccolto abbiamo creato questa associazione e da lì abbiamo detto creiamo un festival rock che ci permetta di ricordare Chani. Chani era il soprannome di mio fratello, Chani Live Aid, e ricordarlo però facendo del bene. Facendo del bene perché? Perché durante la malattia di mio fratello io purtroppo ho toccato con mano diverse difficoltà dal punto di vista della gestione di come vengono seguiti i pazienti oncologici anche a domicilio, piuttosto di come vengono trattati durante le terapie, durante le visite. Ho visto situazioni estremamente belle e rincuoranti, ma anche situazioni molto 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 difficili. E lì mi sono detto, questa cosa deve cambiare, non possiamo permetterci di far vivere anche le ultime settimane, gli ultimi mesi a persone che hanno già un destino segnato, perché spesso succede questo, in una situazione così brutta. D'accordo? Da lì abbiamo iniziato a fare il Chani Live Aid, che è un evento, un festival rock che facciamo a fine agosto, primi di settembre, perché il 31 di agosto era il compleanno di Chani, e quindi abbiamo scelto quel weekend lì, il weekend più vicino al 31 agosto, perché ovviamente ogni anno cambia, e da lì facciamo 3 serate di musica e di convivialità, dove raccogliamo i fondi per azioni che poi andiamo a sostenere. Abbiamo questi 3 edizioni che abbiamo fatto, perché 2 purtroppo ci siamo fermati per sempre colpa Covid. Abbiamo portato a casa delle donazioni importanti per l'Istituto Oncologico Veneto, abbiamo fornito degli strumenti particolari che non avevano e che ci hanno detto noi avremmo bisogno di questo. Abbiamo fornito un furgoncino piccolo per Avapo, che è l'associazione assistenza a pazienti oncologici della zona della ASL 3 di Mestre Venezia. Abbiamo preso degli ossigenatori, abbiamo preso per l'Istituto Oncologico Veneto di Padova 8 PlayStation. E uno dice, per far cosa? Perché i pazienti pediatrici, nel momento in cui fanno la terapia, hanno scoperto che se si distraggono giocando alla PlayStation, riescono ad assimilare meglio tutto quello che passa attraverso le loro vene. Quindi questa cosa ci ha stupito quando ce l'hanno richiesta e noi abbiamo detto sì, ok, lo facciamo. Abbiamo fatto delle donazioni importanti ad Avapo, quest'anno abbiamo donato, e anche là mi sono stupito, che cosa vi serve? Ci servono letti, materassi antidecupito, carrozzine, alzapazienti, alzamalati, ma perché l'ASL non vi dà queste cose? Col contagocce. Col contagocce. Abbiamo fornito un ecografo all'ASL 3 portatile che serve per andare a fare l'ecografia a domicilio dei pazienti che hanno difficoltà a muoversi. Quindi tutte iniziative mirate che dichiariamo a inizio evento e che poi alla fine nel 100% dei casi abbiamo portato a casa come risultato. Adesso siamo in piena campagna dei panettoni del Chani Live Aid, e l'obiettivo di questi panettoni è l'acquisto di un altro furgone per Avapo per dove si trovano di là? Per il trasporto. Infatti stasera ci sono anche qui per il trasporto degli ausili proprio a domicilio. Ma se anche volete questa comprarli lui dopo. Comunque se andate sul sito Chani Live Aid, in questo momento sono sold out nel vero senso della parola. Li ho dovuti bloccare perché abbiamo 2 weekend, perché poi tu parli del tempo che dedico per questa cosa qua, e effettivamente non nascondo che insomma i weekend, le serate e anche qualche giornata nella settimana la investo. Però torno a quella che era la tua domanda. Che cosa mi dà questo? Mi dà una bella sensazione di leggerezza nel ricordare mio fratello, ma soprattutto mi dà veramente tanta gioia vedere un team che si è formato, che è una cosa incredibile, da 8 persone, siamo diventati 150 volontari che come le formiche lavorano per portare a casa il risultato. Una roba straordinaria, veramente. Gli metteremo un applauso. Straordinaria. E tra l'altro, maggior parte di questi non conoscono Chani, non l'hanno mai
conosciuto e dicono candidamente: io non conosco Ciani, però a far questa cosa sto bene. Quindi torniamo al discorso del far qualcosa di buono per il nostro territorio che veramente cambia la vita delle persone. Di chi lo fa, non solo di chi lo riceve, di chi lo fa. Ancora 2 o 3 domande importanti, spero. No, facciamo anche noi qualcosa per il sociale, perché credo che le aziende di successo si debbano un pochettino impegnare, no? Perché l'ha appena menzionato, se aspettiamo la sanità pubblica piuttosto che altre cose. Nel caso nostro invece io ho una sorella suora, delle francescane, e quindi faccio delle cose in Centro Africa, non in Italia, ma lì hanno molto bisogno di generatori per tirare sull'acqua o fare l'elettricità per gli ospedali, eccetera, eccetera. Fortunatamente nel nostro paese ci sono 3 persone che ogni anno vanno per circa 3 mesi, nei periodi più favorevoli, nelle temperature, perché sono anche temperature molto molto calde, e quindi andiamo lì, portiamo solo del denaro e queste persone comprano computer, comprano generatori, comprano pannelli solari, quindi ogni necessità per far funzionare questi ospedali, insomma, perché Questo è da tanti anni, mi ricordo, sì, perché già da moltissimo. quando ci conoscevamo sì, molto, facevi molto. le missioni. Sei andato anche... No, non sono mai andato Non io. mi ricordavo una storia che non so. Non sono mai andato perché comunque sono dei paesi, fa conto che dall'aeroporto più vicino ci vogliono 2 ore di macchina per arrivare dove c'è l'ospedale, dove c'è la congrega, eccetera, eccetera, quindi è un bel po' di tempo, insomma, ecco, quindi non è facile arrivarci ed è anche molto pericoloso, solo in certi giorni. È teatro di battaglie quotidiane, insomma, per la sopravvivenza è mica per altro. Oggi abbiamo parlato qui in Accademia di essere un atleta d'affari, no? L'olimpionico lavora 1 anno per fare una gara. L'imprenditore fa gare tutti i giorni Mamma mia. e spesso non si allena. L'olimpionico non dedica abbastanza. 4 o 5 ore al giorno, noi ne dedichiamo, io 10-11, non di più, perché la famiglia ha la sua importanza. Bravo, la e l'ho domanda che scoperto faccio negli io ultimi adesso, anni. la domanda che faccio io è: cosa state facendo per creare equilibrio? Cioè, comunque, siete soddisfatti del vostro equilibrio tra vita privata e lavoro? Posso rispondere con una cosa che proprio ho sentito oggi da un collega che lavora per una multinazionale americana, e che parlando così, eravamo da un cliente assieme, e è venuto fuori dicendo: sai che sono stato ripreso da un mio superiore perché hanno visto che ho mandato un'email ieri sera alle 11 e mi ha risposto dicendomi: tu a quell'ora come mai hai mandato un'email? Perché dovevo dare una risposta urgente. No, tu a quell'ora dovevi essere tranquillo a leggerti un libro, o perché sono in trasferta, a leggerti un libro, a guardarti un buon film e rilassarti e riposarti, perché questo è quello che noi vogliamo da te. Ecco, io ho pensato all'ultima mail che ho mandato ieri sera, era un po' tardino, ho detto ma forse questa filosofia non è poi così male, dovremmo un attimo pensarci, anche se spesso questa Ce cosa... l'hai? Sei soddisfatto di equilibrio tra vita privata Ma sì, e devo lavoro? dire che riesco a ritagliarmi dei tempi dove dico: ragazzi, se avete bisogno, arrangiatevi. Chiedete a qualcun altro. Oggi ho chiuso e mi prendo la giornata, la mezza giornata, questo sì. Tu sei soddisfatto del tuo... No, da mai. Avete capito perché No. ha fatto quello che ha fatto, perché comunque Sì. pedala. Io nel caso specifico e prego però tutti i miei collaboratori di non farlo, quindi al primo giorno Non di sei un scuola buon devono... testimonial, allora là. No, malissimo. Il primo giorno di scuola devono andare a accompagnare i figli, eccetera, perché io non l'ho fatto, se non da qualche anno mi sono reso conto di questa gravissima carenza e sto facendo il possibile, insomma, cercando di trovare un buon equilibrio, ma quando sei su una strada... Oggi il coach che è qui, tra l'altro, che ha fatto una giornata per me, ha fatto l'esempio, no? Noi quando dobbiamo prendere la macchina gli facciamo il pieno, no? Da qualche parte ci preoccupiamo che ci sia il pieno. Quando invece siamo noi, non ci preoccupiamo di fare il pieno. Cioè che il pieno non vuol dire solo il cibo, o anche quello, perché c'è gente che mangia malissimo a orari improbabili. Oggi parlavamo anche di quello, ma parliamo anche dell'energia, del riposo, perché se non ho l'energia poco vado avanti. E quindi volevo una domanda legata all'equilibrio, perché un po' il fil rouge nostro è: ci arrivano ogni giorno e voi pensate che in futuro saranno più semplici le cose o più complesse?
No, saranno più semplici. Più semplici. Ma sì, che saranno più semplici. Per lui dice che è più semplice. Sì. Il pubblico pensa che sia più semplici o più complesse? Facciamo alzata di mano. Chi pensa che saranno più semplici? Chi pensa che saranno più complesse? Ok. Oppure fingete, insomma. No, secondo me sono più semplici perché saranno più semplici le interazioni, semplicemente, no? Sarà più semplice interagire. Oggi dopo il Covid, ne parlavamo, è diventato più comune la videochiamata, per esempio, no? Questo favorisce moltissimo, secondo me, quindi andiamo verso la manualità verrà un pochettino meno sicuramente, quindi per questo lo vedo un pochettino più facile. Dopo, sai, dipende cosa intendi, perché domanda larga se posso dire, allora, sicuramente la tecnologia ci aiuta, No. lo sappiamo tutti, non c'è più il fax, non c'è più la macchina da scrivere, ormai adesso siamo arrivati a cose molto molto più efficaci, ma quando ti arrivano gli ordini via WhatsApp a qualsiasi ora del giorno e della notte, questo onestamente è un po' troppo, no? Quindi credo che sta tecnologia ci aiuta, ma ci sta mantenendo sempre in movimento, sempre in moto. Lo diceva quindi Marchione, questa cosa... il mercato non dorme mica, no? Dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che lavora, quindi nel caso mio, forse non è il caso tuo, ma colloquiando con molte parti del mondo, Australia compresa, 8 ore, quindi prova a pensare, devi essere, per cui non do peso a questo, perché è quello che ho cercato, che ho voluto, sono stato io lì, ho mica cercato loro, per cui voglio dire, da prima sapevo che erano 8 ore di differenza oraria, no? Così come 3 ore per altri stati, eccetera, eccetera. Insomma, no, per cui questo anzi diventa la normalità, diventa la routine, no? Quindi la complessità, più o meno, siamo a maggior parte d'accordo che comunque un po' di complessità ci sarà, ci sono degli scenari È interessante capire se qualcuno interagisce. Adesso vi facciamo fare un paio di Bravo. domande. Adesso vi facciamo fare un paio di domande, sì. Anzi, se qualcuno di voi ha così coraggio, con il cuore in agio, come mi ha insegnato il mio amico Matteo, di fare qualche domanda, ben venga. Siamo in chiusura, le ultime battute finali, è proprio prevista qualche domanda dal pubblico. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? No, qualche domanda io darei proprio su questo specifico, no? O su questa Poi domanda? le domande possono venire su questo specifico. Perché il futuro dovrebbe essere più difficile di oggi? Perché il futuro No, dovrebbe... lo chiedi a me? No. A loro? Chi risponde? Chi ha voglia di rispondere? Tra tutti quelli che hanno alzato la mano, no? Perché? Perché è interessante che per noi apprendere, sono qua anche io per primo voglio apprendere. Quindi perché il futuro potrebbe essere più difficile di oggi? Cosa intendi, Alice? Una donna imprenditrice, che tra l'altro non è tanto purtroppo diffuso, e quindi facciamo gli applausi alle donne imprenditrici, che ce ne sono tante qua stasera. Penso che un paio di elementi che potrebbero contribuire alla mia idea di complessità futura sia il fatto che vedo che le aspettative di mercato sono sempre più crescenti, l'asticella si alza sempre di più, quindi per essere competitivi o comunque mantenere e migliorare bisogna garantire standard sempre più elevati, direi, e allo stesso tempo abbiamo la complessità, le aspettative anche della clientela alla quale la mediocrità non piace più, come è giusto che sia, e quindi di fatto siamo sempre più portati a vivere la parte competitiva con un'energia diversa, con una complessità che si fa crescente, e anche penso al fatto che è difficile, insomma, sarà difficile stare al passo, perché abbiamo un mondo che corre veloce, c'è una frenesia diversa. E abbiamo, aziendalmente parlando, da fare i conti con il valore del tempo al quale noi tutti, non tutti, anche i collaboratori, sono sempre più sensibili. E quindi giustamente la produttività e il poter fare bene, fino a che punto possono andare di pari passo se dall'altra parte abbiamo anche esigenze che cambiano e che noi imprenditori siamo chiamati quotidianamente a considerare. Vedi il lavorare il giorno in meno, vedi il gestire i colloqui per i nuovi candidati che richiedono flessibilità d'orario, anche quello è un elemento che all'imprenditore crea complessità, almeno noi nel nostro piccolo crea complessità. Sì, se posso dire una cosa, Alice, no? Tanto ti ringrazio, questa domanda molto molto aperta che aprirebbe un dibattito che non finisce mai, ma se posso dare un consiglio a tutti, non fatevi prendere dal vortice.
prendetevi i vostri spazi. Io non ce li ho avuti, non li ho presi, ho 2 figlie, una di 28 anni, una di 29 anni, l'altra di 24, quindi 5 anni di differenza, 5 anni un giorno, e non ho dato loro quello che avrei voluto dare o che adesso mi accorgono, per cui facciamo tutti i ragionamenti che volete, ma non fatevi prendere dal sistema, prendetevi i vostri spazi laddove sia possibile. Dopo ognuno è testimone di se stesso. Allora, dove ti vedi fra 10 anni? Ancora là a lavorare? No, fra 10 anni voglio stare al fianco ai miei ragazzi e dare spazio a loro per la vivacità aziendale. Ancora? Dovresti andare via adesso? No, Perché? no, 10 anni al fianco, per il piacere di godermi il loro successo. Ok, quindi ti vedi ancora impegnato a fianco a loro? Sì, qualcosa devi pur fare se vuoi rimanere vivo, no? Se vuoi sentirti vivo. Andiamo a giocare, guarda, arrivo da territori, ma anche in Australia, dove il golf è di casa. Ci sono paesi che hanno... Noi abbiamo un campo da calcio, come si può dire, con pochi ciuffi. Lì hanno 2 campi da golf tirati, ogni paese tirati a puntino, e la maggior parte di persone dopo una certa età si dedicano a quello come svago. No, questo no, io voglio godermi il successo dei miei ragazzi, perché li ho portati avanti, li ho creati come se fosse una famiglia, un gruppo di figlioli, una roba che ho attorno a me, che la vivo tutti i giorni con loro, hai capito? Quindi pian pianino, e lo sto facendo, ti assicuro che lo sto facendo, mi tiro indietro e loro un passettino avanti, io mi tiro indietro e poi vedere il loro successo, la loro espansione, la loro vivacità quotidiana. Questo. Per te, Roberto, fra 5-10 anni? Ma io sicuramente anni... al tuo fianco ad imparare cose nuove, facendo la grande, valore, no? Adesso arriviamo al momento che si... grande. No, sicuramente anch'io... No, sarà che io non ci sono, perché già hai visto che mi sto allenando. Mi tocca venire in Spagna, faccio forse. I periodi in Spagna. Beh, però potrebbe essere una buona idea. Buona idea. Puoi raggiungermi quando vuoi. Asterisco, Academy in Spagna, ragazzi. Esatto. L'anno prossimo iniziamo ad allenarci a fare più questo. Più che altro in posti caldi, con lo stesso fuso orario, quindi puoi anche lavorare, però... Sì, però con calma. Okay. Con calma. Ma io, per quel che mi riguarda, sicuramente avere a che fare, fatico a pensare a staccarmi dall'azienda, ho circa 10 anni meno di te, e quindi al momento faccio ancora fatica. Qualcuno mi dice: ma vendi? Ma perché? Mi diverto, anzi, devo dire, voglio fare in modo che si divertano un po' di più i miei ragazzi, e facciamo noi. Su questo, sì, questo mi vedo in questa posizione fra 10 anni. Ecco. Ultima domanda, poi facciamo la parte finale che ho chiesto al pubblico se ha domande, ma vedo che il pubblico è tutto timoroso. Oh, siete vivi? Sì, sono tutti concentrati. Allora, il tema del ricambio generazionale. Ci stiamo andati 2 ore, ma no, esatto. No, assolutamente. Un valore aggiunto, per l'ennesima volta, Accademia del valore aggiunto, assolutamente. Assolutamente, perché se tu, come dicevo prima, porti avanti i tuoi ragazzi, chi ti sta attorno a te ogni giorno, ne condividi i successi, non è cosa tua niente, io faccio niente, non vado neanche più in banca, per dire, vengono loro. Ma lo vivi un po' così, no? Bravo. Tutti attorno a te li porti avanti, per cui diventa quasi automatico, se vogliamo, no? Diventa quasi automatico, è una marea. Ma tu non c'hai il cambio generazionale, lui c'ha un cambio generazionale, ci sono sì. le figlie all'interno. Sono le figlie, una fa marketing, okay. Fatalità. Fatalità. È l'unica cosa che si deve fare, tra l'altro, il marketing. Mio figlio è entrato in azienda 2 mesi fa. Quindi... Tuo figlio è entrato in azienda? Sì, 2 mesi fa. Quindi questa cosa, dico... Quanti anni ha? 21 anni. 21 anni. Con un ruolo, tra l'altro, avremo modo. E tra l'altro con un ruolo abbastanza basico, perché si occupa delle personalizzazioni, e mi ha detto: mi piacerebbe fare questa cosa qua, cosa dici? Ma dico: interessante, proviamoci, vediamo. Non sto ascoltando, lo sto mettendo semplicemente opportunità, prova, vedi. È chiaro che pensarlo come evoluzione e successione è sicuramente interessante. A 21 anni è ancora presto, vedremo che cosa succederà, insomma, però è un tema interessante. Va bene, le ultime 2 domande, poi ci accomodiamo, io faccio una parte finale. In realtà la domanda è la stessa, ma a tutte e 2, che me l'ha scritta il marketing,
il mio marketing, perché sapete che io ho il mio marketing, quindi che è il mio disco fisso, mi ha detto: che consiglio daresti a un tuo giovane imprenditore, te stesso, oggi, del passato, e ti sarebbe piaciuto ricevere quando eri giovane? Vai. Col senno di poi e con tante notti insonni, perché poi quando fai gli errori non ci dormi sopra, direi non aver paura di sbagliare, perché l'ho capito dopo, che per crescere bisogna anche sbagliare. Invece di fronte ai primi errori ho preso paura, sono sincero, ma lì poi ho perseverato, e se adesso potessi parlare con me stesso direi vai, perché comunque ci sarà strada da fare. Questo sì. Grazie Roberto. Grande impegno, che questo ci vuole, sicuramente, però grande fiducia nei collaboratori. È quello che ho fatto io. Mi sono tutta la sera che lo dico, ma deve essere ben chiaro secondo me per tutti. Sono circondato da persone capaci e da ognuna di loro ho imparato qualcosa. Mi sono circondato da persone capaci e da ognuna di loro ho imparato qualcosa. Così diventi grande. Ma questo l'hai capito man mano? Sì, strada facendo, quindi il consiglio che do è anche questo. Strada facendo lo impari, lo capisci, lo percepisci. Grazie signori, grazie. Un Grazie applauso. Grazie a voi.